Benvenuti nella foresta della Gallura, Sardegna orientale, la terra del sughero. Durante i giorni d'estate questi sono i rumori che provengono dalla foresta delle querce di sughero, perché è lì che vanno gli scorzini, gli estrattori, quelli che fanno la decortica, ovvero l'estrazione della corteccia di sughero, che è un'operazione delicatissima che richiede molta esperienza, che è esattamente quella che questi signori hanno acquisito nel corso del tempo. Non c'è una scuola che insegna loro come fare, è una cultura che viene tramandata di generazione in generazione. Ma loro, grazie a questa grandissima esperienza, sanno quale pianta scegliere una per una, perché non tutte sono adatte all'estrazione della corteccia, che poi diventerà soprattutto tappi per le bottiglie e non solo. Gli estrattori sono, dopo il sughero, l'anima di questo mestiere. L'estrattore è colui che va in foresta, va ad analizzare la pianta, a raccogliere il sughero, a estrarlo con la giusta gentilezza, con il giusto tatto, perché il lavoro dell'estrattore non è il lavoro di un taglialegna, diciamo, possiamo dire comune. La pianta del sughero deve essere preservata, quindi si va a estrarre la corteccia e il resto della pianta rimane intatto e salvaguardato. Quindi questo è un lavoro molto molto importante, molto molto delicato, ed è un lavoro che si impara non a scuola sicuramente, ma si impara con qualcuno che te lo insegna, qualcuno che ti spiega quest'arte, possiamo dire, e anche con molta pratica. Gli estrattori sono tutte persone che vivono nella zona, diciamo, respirano il sughero per loro è il pane quotidiano e lo è proprio in tutti i sensi, anche dal punto di vista lavorativo. Conoscono sicuramente più di tutti gli altri ogni segreto della pianta della quercia da sughero. La pianta da sughero non soffre quando si fa questa estrazione, come si diceva la pianta viene preservata, quindi la pianta rimane in salute. Possiamo dire che il sughero per la pianta è sono come delle cellule morte, come una pelle morta che viene estratta quindi senza creare delle ripercussioni, senza creare problemi alla pianta, anzi questo permette anche, possiamo dire, un ciclo di ripristino della corteccia della pianta, che comunque la mantiene attiva e la mantiene in salute. Per rendere l'idea, se io piantassi una piantagione di querce, prima di estrarre il sughero dovrei aspettare almeno 35 anni, perché quella è l'età minima per avere il cosiddetto maschio, che è il primo sughero, che però ancora non sarebbe adatto per fare tappi da bottiglia. Perché? Perché le caratteristiche di elasticità, soprattutto, non sarebbero ancora adatte a contenere sufficientemente l'aria della bottiglia, quindi il vino si ossiderebbe. Bisogna aspettare ancora almeno altri 10 anni. E questo quindi vi fa capire che in uno stesso appezzamento la raccolta non può essere fatta ogni anno, anche se questa azienda se lo può permettere, perché dispone di circa 8.000 ettari di foresta. Che cosa succede alle cortecce una volta raccolte? Non vengono subito lavorate, il materiale è ancora troppo grezzo e allora vengono stoccate, vengono lasciate a stagionare per almeno 6 mesi, ma si può arrivare anche fino a un anno. Soltanto da quel momento, passata insomma la stagionatura, si può cominciare ad entrare in lavorazione vera e propria, che è finalizzata soprattutto all'abbattimento del nemico numero 1 del sughero, ovvero il TCA, che sta per tricloroannisolo. È anche difficile da dire, ma per farvi capire bene che cos'è, è quello che poi vi fa dire questo vino sa di tappo. E non va bene. La sfida del sugherificio è quella di eliminare il TCA.
questo è sicuramente il momento più spettacolare, quello della bollitura, che come dice la stessa parola, significa che le cortecce vengono bollite, cotte, lessate nell'acqua per circa un'oretta. E questo perché? Per togliere tutte le impurità, batteriche non solo, e soprattutto per rendere il materiale più morbido e malleabile. A bollitura ultimata, le cortecce ancora calde, come vedete, vengono nuovamente prese una per una e riposizionate su un nuovo bancale. Qui si assisterà poi alla pressatura con una lastra di cemento che le schiaccerà. E questo perché? Per renderle il più possibile piane e quindi facilmente lavorabili nelle fasi successive. A questo punto comincia a diventare veramente importante l'esperienza del fattore umano. Questo signore, il signor Antonio, decide quali cortecce potranno continuare nel ciclo produttivo e quali invece devono essere scartate e destinate ad altri utilizzi, come per esempio l'edilizia o le calzature. E qua la discrezionalità sta proprio nel suo occhio, perché quello che fa è un controllo visivo sui difetti, sullo spessore, sulla qualità, su eventuali imperfezioni che soltanto lui e pochissimi altri sanno riconoscere. Lui dice: questo può passare, questo no. E dopo il controllo visivo assume sempre più importanza anche quello olfattivo. Qui conta il naso e questo signore alle mie spalle sta controllando uno a uno i pezzi di corteccia per rilevare o meno la presenza di questa benedetta o maledetta TCA, la molecola responsabile del sapore di tappo nel vino. È da lui, da qui in avanti, che dipende la buona riuscita del prodotto. Anche qui si dice questo sì, questo no. Qui i tappi cominciano ad acquisire la fisionomia caratteristica. Le cortecce già esaminate dal punto di vista visivo e olfattivo vengono passate qui, dove vengono tagliate in strisce e le strisce quindi vengono fustellate. Significa che cominciano a uscire i tappi veri e propri, anche se la lavorazione non è ancora definitiva. Ma anche qui, anche se si tratta di una situazione altamente meccanizzata, l'occhio dell'operaio, l'occhio dell'addetto è ancora importantissimo, perché deve saper scegliere il punto esatto della striscia che si può fustellare oppure no. Questa è la punta di diamante dell'azienda. E vedete quelle signore lì? Stanno qui 4 ore al giorno, 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio e annusano tutti i tappi top di gamma uno per individuare non soltanto la presenza di TCA ma anche di altri sentori anomali che naturalmente inficerebbero il gusto del vino. Ed è un lavoro di grande precisione ed esperienza. Pensate che siccome questi tappi hanno anche un certo costo, se dovesse essere stato riscontrato un difetto nel vino a causa dei tappi, l'azienda lo rifonda. Quindi pensate alla responsabilità che hanno queste belle signore. In questi nasi, perché si chiamano così proprio in gergo tecnico, non c'è soltanto la magia di questo lavoro, l'essenza, l'anima, c'è anche la curiosità se vogliamo, ma in realtà si tratta di persone dotate di una grande sensibilità che vengono anche istruite, vengono formate per diventare quello che sono. E inoltre è la sintesi di una storia lunghissima, perché il sughero ha una storia antica e per un centinaio d'anni a questa parte delle pagine importanti sono state scritte proprio dalla famiglia Molinas, perché la storia è partita grazie all'intraprendenza degli avi, quindi i nonni e bisnonni. Paolo è la 4ª generazione ed è una storia che continua ad essere scritta, inserita in un contesto, quello del paese, che è diventata la capitale mondiale del sughero, che ancora oggi vive grazie all'indotto generato da questa materia prima, perché decine, centinaia, migliaia di famiglie vivono proprio grazie al sughero. E questa azienda ha un'appendice anche a Verona. La storia è iniziata come tantissime altre piccole realtà artigianali che sono nate a Calangianus, comunque nei paesi limitrofi, perché questo è sempre stato il distretto del sughero italiano. Noi, come tanti altri, non io in persona, ma mio nonno ha iniziato insieme a mia nonna e ai suoi 8 figli, 7 figli e una figlia, e qualche operaio, quindi erano proprio pochissime persone, hanno iniziato
a fare come tanti altri il lavoro del quadrettaio, quindi si facevano i quadretti di sughero a mano con il coltello, quindi si tagliavano le bande di sughero e si facevano i quadretti che poi venivano trasformati in tappe e venivano venduti alle enologie o comunque ad altri negozi della zona. Il salto industriale è avvenuto quando mio nonno ha deciso di investire creando lo stabilimento di Ignazioni. C'è stata una parentesi dove oltre al sughero per l'enologia si è lavorato anche il sughero per le calzature, quindi il classico sughero per le zeppe, possiamo dire, che andavano di moda soprattutto qualche tempo fa. Questo ci ha permesso di svilupparci e di investire in un vero stabilimento industriale, quindi di spostarci dall'attività, diciamo, di sottoscala di casa, come tante attività artigianali dell'epoca, proprio a investire in un impianto industriale vero e proprio. Oggi essere imprenditori del sughero è una sfida, perché questa attività più che mai è legata al 100% al ritmo della natura. È veramente un'attività sostenibile perché per lavorare il sughero non si può forzare la natura. La pianta ti dà il sughero minimo ogni 10 anni, se non ci sono degli intoppi nel frattempo. La pianta deve crescere almeno 30-35 anni, sempre senza intoppi, per iniziare a parlare, e neanche del tutto vero, per iniziare a parlare di estrazione di sughero, di produzione di sughero. Il sughero deve stagionare minimo 6 mesi prima di poter iniziare la lavorazione, quindi non si può forzare la mano, non si possono accelerare i tempi, bisogna lavorare seguendo il ritmo e il tempo della natura, e in questo mondo così veloce, industrializzato, tutto just in time, non è sempre semplicissimo. Come mai siete anche a Verona? Siamo a Verona perché, allora, io diciamo, forse qualcuno ancora non l'ha notato, ma la mia cadenza nel parlato non è propriamente sarda della Gallura, ma è leggermente spostata verso più una cadenza veneta, veronese. Questo perché mia madre è veneta, io ho origini sia sarde che venete, e diciamo possiamo dire che sono frutto di l'espansione che c'è stata del sugherificio da parte di mio padre, che ha cercato di ha costruito una rete vendita e una rete di clienti in tutta Italia e non solo. Verona quindi è stato uno dei primi posti comunque che abbiamo iniziato a frequentare, possiamo dire, per la grande presenza strategica di cantine della Valpolicella, del Soave. Siamo anche se è arrivato dopo, siamo anche vicini comunque alla zona di Conegliano Valdobbiadene, Treviso, dove c'è il fenomeno del Prosecco, che è assolutamente un fenomeno globale e che porta anche tantissimo lavoro all'azienda. E quindi è stato scelto di fare una filiale di finitura, quindi vengono fatti solo alcuni passaggi della lavorazione dei tappi in sughero, che sono la personalizzazione e la lubrificazione e spedizione dei tappi, per dare un servizio e per presidiare al meglio la zona del nord Italia fortemente evocata a livello vinicolo. E poi c'è la regola d'oro, che vale qui come per l'agricoltura. Non si butta via niente della materia prima, vale per il maiale, come vi ho raccontato tante volte, vale per l'anatra, vale per l'oca, vale anche per il sughero, in cui la percentuale di scarto arriva veramente a livelli significativi. E sarebbe un peccato che questa ricchezza, questa materia prima così straordinaria andasse perduta. Allora che cosa hanno fatto? Si sono inventati di prendere questi scarti e di macinarli. Qui ci sono addirittura 2 mulini in questa azienda. Macinazioni che arrivano a una granella di calibro diverso, e a seconda del calibro c'è anche una diversa destinazione, per l'edilizia, per la calzatura, per creare i tappi spumante. Quindi si è creato un mercato nuovo. Io devo dire che non conoscevo il mondo del tappo di sughero fino a quando non ho conosciuto Paolo Molinas. Per me era un settore affascinante di cui sentivo soltanto l'eco in lontananza, ma non immaginavo che ci fossero così tanti dettagli, così tante particolarità come quelle che ho conosciuto qui. È un mondo veramente straordinario, non riesco a raccontarvi tutto in un video, quindi se avrete la fortuna di venire a visitare
sugherificio, le toccherete con mano anche voi. C'è però un'altra regola d'oro che ci tengo a sottolineare. D'accordo all'evoluzione tecnologica, ma l'elemento umano in questo ambito rimane comunque insostituibile. La componente umana è fondamentale da noi, ovviamente per stare al passo con la produzione e con il mercato abbiamo dovuto negli anni investire in tecnologia, abbiamo ammodernato diversi settori dell'azienda, ma l'apporto umano sia per alcune produzioni sia a livello di selezione della materia prima rimane ancora il primo fattore necessario per fare un lavoro di un certo tipo con il sughero. Ma tu ti senti più sardo o più veronese? Io sono 50 e 50. Io quando vengo qui in Sardegna, quando vengo a Calangianus mi sento a casa, sono a casa, e quando poi torno invece a Verona mi sento a casa uguale, quindi ho la fortuna di sentirmi a casa 2 volte.